Eccoci ragazzi, oggi niente ruote, niente bici, ma Marco ci aspetta una bella escursione. Ecco. Eccolo qua. Al Monte Amariana, 5 ore, chissà se ce la faremo. Ebbene, per salire sulla Mariana ci sono 4 itinerari. Questo probabilmente è uno di quelli più tosti. C'è quello tradizionale che sale sopra Maro, poi c'è quello che sale da Ileggio attraverso il rifugio Cimenti, poi c'è una vecchia traccia di cacciatori che è stata rimessa a posto, sistemata dal mitico Roberto Mazzilis, ma qualche balordo ha divelto i pitoni, le staffe e le funi, e quindi è un po' difficoltosa l'ascesa. E poi c'è questo che è insomma un sentierone lungo, perché siamo a quota qua, siamo a 270, siamo al Rio Favarins, siamo vicino al ponte che collega Carnia a Campiolo, a Moggio, e quindi dobbiamo arrivare alla Mariana, che siamo a 1907, quindi c'è una bella escursione, faremo 1700 o 1800, bisogna vedere quanti saliscendi faremo, quindi insomma, coraggio. Intanto partiamo e poi si vedrà. Esatto. Eccoci ragazzi, abbiamo fatto una breve pausa, una piccola deviazione per vedere questo bellissimo stavolo. Siamo alla Mariana di sotto, la giornata è incantevole e quindi abbiamo deciso di prendercela comoda e andarci a vedere ogni posticino caratteristico come questo, che si affaccia in un balcone, guardate, sul letto del tagliamento spettacolare. Qua abbiamo trovato un'altra bellissima casera, sempre in punti panoramici. Questa dovrebbe essere, Marco, la Valla Conin. La casera Valla Conin, in un punto spettacolare che, guarda caso, è proprio al cospetto della Mariana, che ce l'abbiamo davanti a noi. Questa è la nostra meta, quindi adesso proseguiamo il nostro cammino. Che bello! Paolo, mal che vada, stanotte possiamo dormire qua. Effettivamente il caminetto c'è, quindi ci accendiamo il fuoco. Abbiamo i letti. Abbiamo anche le lampadine. Abbiamo i ghiri che mangiano tutto, quindi non lasciare niente in giro e appendere quello che trovate appeso. Una sgaloppata in mezzo alla Faggeta, tutta a nord, però la fatica è stata ripagata perché adesso siamo spuntati su questo balcone, guardate che spettacolo. Sul letto del tagliamento, in fondo si vede il mare. Tra l'altro questo sentiero, il CAI 415, che è anche denominato il sentiero del re. Ecco, e perché? Perché
probabilmente dato alla maestosità, alla regalità di questa montagna che sembra quasi una piramide, guardate che bello che è. E quindi da qui il nome Sentiero del Re. Ecco, da questa forcelletta, Marco, c'è una piccola deviazione. Per andare al rifugio Plan d'Alliars. Plan d'Alliars, sono pochi decine di metri, quindi ci conviene. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, 32, 33, quello che c'è. Oggi il sole è alto, il ritorno un po' preoccupante. Un po' meno, però. Coraggio, dai. Andiamo. Vediamo com'è questo rifugietto. Carino, bello. Bello. Molto bene. Tenuto bene, di pietra, con 2 letti. Per Paolo e per Marco. Per l'eventualità, just in case. Bellissimo, no, comunque ben tenuto con lo spoilert. La moka, il caffè lo troveremo da qualche parte. Sicuramente qua. Eccoci, c'è ogni ben di Dio. Qua naturalmente sempre massima precauzione, chiudere bene tutto, attenzione ai ghiri. Comunque valeva la pena, prima di salire sulla cima della Mariana, anche venire in questo rifugietto molto accogliente e naturalmente posto su un balcone naturale affacciato sulle Alpi Carniche. Qua davanti a noi il Coglians, la Chianevate, qua abbiamo il Sernio, la Grauzaria, il Pisimon, la Vallaupa. È la nostra cima, Paolo. Ci faceva notare la nostra cima alle nostre spalle, ma non ve la faccio vedere. Meglio di no. Non ve la faccio vedere, che manca ancora un po', dai. Coraggio, Marco. Andiamo. Dai, via. Eccoci. Beh ragazzi, da questa cresta veramente il paesaggio è unico, e qui si è aperto un altro scorcio sul Lago di Cavazzo. che l'abbiamo visto in 1000 modi dal San Simeone, dal Monte Fai, però dalla Mariana ancora non ci mancava. Guardavamo la cima e dicevamo siamo arrivati, invece abbiamo adesso una fossa delle Marianne qua sotto e dopo dobbiamo risalire. Abbiamo qualche piccolo passaggio attrezzato, ma niente di che. Raggiunta la forcelletta, qua si vede, si innesta il sentiero, diciamo diretto, quello che sale da Maro, un po' più corto, sì, sempre impegnativo. E adesso ci manca veramente poco, Marco, vai! Eccoci ragazzi, raggiunta con estrema soddisfazione la cima del Monte Amariana. Qui siamo al cospetto della Madonnina che sta praticamente volge lo sguardo verso Tolmezzo, che quindi protegge la cittadina carnica, il capoluogo carnico, e noi veramente ce la stiamo godendo in questo panorama maestoso a 360 gradi, bellissimo. Qui abbiamo la confluenza di 3 importanti fiumi che convergono sul Tolmezzo, Val del But, quindi questo è il But, poi qua abbiamo il tagliamento e poi c'è la Val de Gano dietro,
che porta su a Ovaro, Comeglians, Rigolato, sotto diciamo la cima del Coglians che si vede laggiù, bellissima. Poi un'altra cosa bellissima quando raggiungi una nuova cima è la prospettiva che ti si apre diversa, con la quale puoi osservare le cime conquistate. Certo. Come davanti a noi cosa abbiamo, Marco? Abbiamo il San Simeone che è stato conquistato quasi tutto da noi in bici. In bici, se volete vedere il video qua sopra impressione, bellissimo. Esatto. E poi naturalmente Poi c'è il Montefesta. Montefesta, poi il Chiampon, un altro mega giro, quello in esatto. bici fin sulla cima, un altro video se volete vedere, un po' pazzi, però dai, è stato bello, un bel giro. E poi anche il Plauris, un po' in bici fino quasi sotto la vetta, fino a Forca Slips e poi in cima a piedi. Anche oggi si va di insalatissime. Tu, Marco, cos'hai? Io ho 5 cereali, olive e piselli. Io invece ho riso, fagioli messicani, un po' di carote, mais e naturalmente tonno. Un'altra alternativa per il ritorno sarebbe stato, Marco, Il sentiero dalla Marta. quello sistemato da Roberto Mazzilis, però si legge, da quanto si legge, è stato divelto in alcuni punti dei fittoni, dei cavi, quindi potrebbe essere pericoloso, e anche poi per il fatto che arriveremo giù a Pissebus. Ci vogliono almeno mezz'oretta di Sì, camminata sull'asfalto. sull'asfalto, e quindi è meglio a questo punto ripercorrere il cammino che abbiamo fatto all'andata, che è veramente remunerativo. Vai. Stavamo valutando che questo sentiero si potrebbe fare anche con la mountain bike, però sono tanti i passaggi in cui bisogna spingere la bici. Questi passaggetti, ad esempio come quello che abbiamo davanti a noi che corre lungo la cresta, potrebbe essere anche percorribile, però sono talmente pochi che il gioco non vale la candela, e quindi meglio a piedi. Anzi, ogni tanto a piedi è sicuramente più bello perché i ritmi sono più lenti Te la godi di più. e anche disarrampicare presenta dei passaggi di una certa difficoltà alla quale bisogna prestare un po' di attenzione, no Marco? Soprattutto per il ghiaccio. Poi un'altra precauzione da prendere quando si viene in autunno inoltrato è che di pomeriggio comincia a fare buio. Sulle cime il sole è ancora è alto, splende, tutta la cresta che vedete là davanti illuminata, però a fondo valle la penombra incombe. Merenda obbligatoria. Adesso siamo usciti dalla faggeta e ci aspetta il sentiero di ritorno, che è, diciamo, tutto sommato una passeggiata. Avevo visto un cartello, ho detto vediamo dove porta questo sentiero. Beh, anche quelle ci stanno.
Quindi siamo ripassati al rifugio a Mariana di Sotto, che è stato ribattezzato Rifugio Colò, e Colò sta per Nicolò, che è il papà di queste bellissime signore che gestiscono un rifugio. Eccolo qua, questo Antonio Zanella, lo Stipani. Adesso Marco andiamo a vedere come si sono sistemati. Ecco, andiamo a vedere come si sono sistemati qui dentro. Qui abbiamo un fogolar bellissimo con queste sedie ricoperte di pecora, bellissimo. Ovviamente adesso non è così freddo da accendere il caminetto, però insomma immaginate d'inverno, che spettacolo che è. Bello, veramente bello. Ma guardate la bellezza anche della scelta delle tinte al mobiletto, che è in pandan con le pareti. Adesso andiamo a vedere la zona notte, come è stata arredata, guardate che meraviglia. Una bellissima cameretta che naturalmente ha un balconcino con una vista sul letto del tagliamento spettacolare. Altra cameretta. Questa è la camera padronale, quella del nonno, quindi il padrone di questo stavolo bellissimo. Stavolo, rifugio meraviglioso. Guardate che letto spettacolare, che bello. Nonno materno e nonna materna, la nostra mamma, una zia e altre 2 zie che sono nate tutte qua. Il rifugio gliel'abbiamo dedicato a lui, Rifugio Colò, giustamente. Abbiamo visto i nanetti lungo la strada e alla fine naturalmente chi c'è? Biancaneve. Eccoci ragazzi, giunti al parcheggio. Qua siamo in prossimità di Campiolo. Un giro lunghissimo e naturalmente era comprensibile che arrivassimo al buio, perché ci siamo poi fermati a chiacchierare forse un po' troppo su al Rifugio Colò. Al Rifugio Colò, bellissimo. Che dire, abbiamo fatto, Marco, un dislivello. Beh, quanto abbiamo fatto? 1820 di dislivello. Caspita, un giro veramente spettacolare, che ci ha portato bello, sulla cima della Marianna, andata e ritorno sullo stesso sentiero, ma ne è valsa la pena, perché insomma una giornatona. Ecco, sia in salita che in discesa veramente i panorami sono stati straordinari. Bene, che dire, se vi è piaciuto questo video e volete seguirne degli altri sia in bici che a piedi, seguite il canale YouTube Friul Bikers MTB Group. Ciao!